politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda La belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Svegliati, è primavera. Sara, sono le 7, tu devi andare a scuola. Oh, Sara, prendi tutti i libri ed accendi il motorino. E poi attenta, ricordati che aspetti un bambino. Sara, se avessi soldi li porterei ogni giorno al mare. Questa settimana la belva civile si occuperà di due vicende che si sono consumate nel corso delle ultime giornate e che riguardano da una parte ciò che il governo sta facendo rispetto all'aumento della bolletta energetica, rispetto all'aumento dei costi per la produzione e per la gestione dell'energia da una parte, e dall'altra un'altra vicenda che si è consumata in quel di Parma, dove un insegnante è stato aggredito da alcuni studenti soltanto per aver svolto il proprio lavoro e quindi la propria funzione, che è quella non soltanto di formare, ma quella anche di educare. E allora andiamo per gradi. Christine Lagarde è stata intervistata qualche giorno fa nella trasmissione Che tempo che fa sulla 9 da parte di Fazio. Ebbene, nel corso della trasmissione, che sembrava quasi pilotata, quindi sostanzialmente teleguidata, se vogliamo utilizzare un termine molto in voga, laddove qualcuno parla per conto di altri con una sorta di ventriloquo politico, perché di questo poi si tratta. Ebbene, Christine Lagarde, alla domanda specifica, sì, ma in ordine a quelle che sono le possibilità che l'Europa vada avanti rispetto al palcoscenico internazionale, che rafforzi la propria posizione, il proprio ruolo, e però nel frattempo lei che cosa ritiene l'Italia possa fare effettivamente rispetto al patto di stabilità? E su questo la Lagarde, mentre da una parte ha tirato in ballo l'Europa dicendo sì, ma siamo sicuri che saprà reagire rispetto a quello che sta avvenendo, e per quanto riguarda l'Italia ha evidenziato come a suo avviso non vi sarebbero margini per ritoccare o per rendere elastico quello che è il patto di stabilità, in un momento in cui invece abbiamo l'assoluta necessità di rendere meno rigide le regole sul patto di stabilità rispetto a quello che sta avvenendo soprattutto sulla materia energetica. Bene, allora dobbiamo ribadire alla Lagarde che evidentemente
o si fa parte tutti insieme dell'Europa, non soltanto per dare, ma anche per ricevere, oppure questa Europa a due velocità, quelli che decidono da una parte e gli altri che sono costretti a tollerare queste decisioni, non va più bene, ma soprattutto è un'Europa che non è più sostenibile rispetto a quelle che sono le condizioni di partenza. Sappiamo infatti che in Francia insistono qualche cosa come 56-57 centrali nucleari che utilizzano correttamente quella che è l'energia atomica, quindi quella che è l'energia che viene prodotta da quelle stesse centrali che invece in buona parte dell'Europa sono state chiuse. In Germania si va verso la chiusura, in Inghilterra la produzione c'è, anche se l'Inghilterra oggi insieme al Regno Unito non fanno parte dell'UE, ma di fatto incidono sull'economia dell'Unione Europea per quanto riguarda anche le proprie politiche economiche e finanziarie. E abbiamo anche la Spagna, la famosa Spagna di Sanchez, la famosa Spagna progressista, che continua a utilizzare le proprie centrali atomiche per abbattere quella che è la bolletta energetica. Allora, quando si fa riferimento all'Europa dell'uguaglianza e soprattutto l'Europa in cui il principio di sussidiarietà dovrebbe essere il principio per il quale vennero firmati i patti di Roma nella metà del secolo scorso, ebbene, quel tipo di principio o vale sempre o non vale mai, non è che può essere utilizzato ad intermittenza un po' come l'interruttore della luce, quindi l'interruttore della elettricità quando si entra in casa, che a seconda di quello che è il singolo soggetto alla bisogna può essere aperto o chiuso. Se Christine Lagarde, anticipando di fatto quello che poi la Commissione europea da qui a breve sta per decidere, e quindi ci riferiamo alla von der Leyen perché spesso vanno a braccetto un po' come le comari della politica sostanzialmente, per cui l'una anticipa le decisioni dell'altra, se la Commissione europea dovesse quindi in buona sostanza e in buona sintesi da qui a breve dichiarare che non ci sono spazi per la rivisitazione del patto di stabilità o per renderlo elastico, differentemente da quelle che sono invece le note, le comunicazioni o i rumors che sono stati recepiti anche da parte del ministro dell'economia Giorgetti, allora ci dovremmo continuare a porre qualche problema serio dei rapporti all'interno dell'Unione Europea e soprattutto delle decisioni. Va da sé che la nostra economia, da quando è stata gestita dal ministro Giorgetti in primis, ma possiamo dire con la condivisione anche del resto del governo e soprattutto recependo le indicazioni della Lega, grazie a questa gestione noi siamo passati dall'8,2 al 3,1 per quanto riguarda il rapporto deficit-PIL. Quindi abbiamo davvero risanato i conti pubblici, spesso possiamo dire magari con qualche lacrima e con qualche goccia di sangue, ma conciliando il risanamento dei conti pubblici con la produzione industriale, con le assunzioni. Il nostro è il paese che ha avuto più assunzioni in assoluto nel corso degli ultimi 4 anni, anche e soprattutto di carattere indeterminato. Siamo arrivati ad una percentuale ormai di occupati che sfiora il 63%, e però se tutto questo dobbiamo continuare a farlo facendolo pesare addirittura su quella che è la bolletta energetica, non solo attuale, ma del prossimo autunno, del prossimo inverno, noi non ci stiamo. La Lega non ci sta, ma probabilmente non ci starà neppure tutto il centrodestra, perché non si può invocare e non si può sottolineare per realpolitik e possiamo dire per real economia soprattutto l'abilità del nostro governo, l'attendibilità del nostro governo laddove risana i conti pubblici, laddove passa da uno sforamento del rapporto deficit-PIL superiore all'8%
ad uno sforamento che è appena di uno 0,1 in più rispetto a quella che è la soglia che venne decisa all'epoca addirittura dai trattati di Maastricht in poi. E quindi se c'è stata questa enorme riduzione, significa che questo paese, a differenza di quando veniva amministrato dalla sinistra, non sperpera il denaro pubblico, non tartassa i contribuenti con una politica fine a se stessa, ma fa la giusta dosimetria e quindi il giusto e corretto utilizzo delle risorse pubbliche, cercando però di continuare ad investire su quella che è la libertà di iniziativa economica, soprattutto da parte dei privati, e sulla possibilità che anche e soprattutto l'efficienza della pubblica amministrazione faccia venir meno quei costi occulti che le imprese e le famiglie continuano a dover subire da mezzo secolo a questa parte. E allora, se Christine Lagarde, che sostanzialmente è la banchiera europea, è la presidente della Banca Centrale Europea, dice di rimanere ottimista rispetto ad un'incertezza globale e addirittura ha sposato quel vecchio adagio, quel vecchio brocardo secondo il quale le crisi rappresentano anche delle opportunità, ha ribadito quello che è avvenuto sul fronte dei dazi, perché i dazi imposti da Trump hanno dall'altra parte imposto una vera e propria reazione positiva all'Europa e anche al nostro paese. Beh, se tutto questo vale come premessa, bisogna poi essere coerenti con le conclusioni. Quindi non dare al nostro paese la possibilità di poter inserire all'interno della deroga non soltanto le spese militari, ma anche e soprattutto le spese per la bolletta energetica delle imprese e delle famiglie, sarebbe una follia all'interno di coloro che dicono a parole, ma non con i fatti, di voler continuare a costruire e a cementare quella che è l'Unione Europea. E le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, ma in questo caso rischiano di condurre lo stesso all'inferno. Questa tappa è una tappa fondamentale, è uno snodo fondamentale, perché è chiaro che la postura che ha l'Italia sul tavolo europeo oggi è diversa rispetto al passato, è una postura molto più autorevole, più credibile, con conti in regola, anche rispetto a quello che una volta veniva considerato il locomotore dell'Unione Europea e quindi la Germania, e però in questo momento bisogna prendere atto del fatto che il nostro non è un paese autosufficiente sotto il punto di vista energetico, della produzione delle fonti energetiche, malgrado in questi anni gli investimenti sulle energie alternative, quindi stiamo parlando di solare ed eolico, siano investimenti superiori a quella che è stata la media europea, anche per recuperare il gap che la sinistra ci ha lasciato. Sì, quella sinistra pseudoambientalista che parlava sempre di ecologia, di sostenibilità, e che però sotto il punto di vista in realtà dei veri investimenti sulle energie alternative ha fatto poco e nulla rispetto invece a quella che è stata la grande spinta sulla innovazione tecnologica, sulla innovazione energetica che questo governo ha continuato a profondere e a portare avanti. E passiamo attraverso un ponte che è quello che ci fornisce il presidente di Confindustria Orsini, anche a quelle che sono le vicende che riguardano più direttamente la formazione del nostro paese, la formazione della nostra classe dirigente. Apriamo e chiudiamo la finestra su Orsini, ma se lo stesso presidente Orsini, intervistato al Festival dell'Economia a Trento, ha ribadito che dobbiamo evitare di deindustrializzare il nostro continente e soprattutto il nostro paese, sperando in una soluzione felice per Hormuz, ma sottolineando come il piano casa ed il merito servono ad attrarre i giovani. Bene, il piano casa è una idea e soprattutto è il fiore all'occhiello di quello che è il servizio che sta rendendo il nostro vice premier all'interno del Pavo di Castero, perché quando la scorsa settimana è stato presentato il nuovo piano casa, il piano casa per i prossimi anni, che riguarda
sia la parte pubblica che la parte privata, bene, quando è stato presentato qualcuno aveva storto il naso. Se ora Orsini, che è il presidente di Confindustria, ribadisce l'utilità di questo piano casa anche in ordine agli investimenti, si parla di investimenti attorno ai 5-6 miliardi di euro in circa 4 anni, beh, significa allora che la politica, quella buona, quella che guarda al merito, non è una politica per tutti, ma è una politica che in questo momento viene portata avanti esclusivamente dal centrodestra e possiamo dire con grande onore anche e soprattutto da parte dei nostri ministri della Lega. E dicevamo, a proposito dei ministri della Lega e a proposito della sottolineatura del merito, proprio in questi giorni, per passare al secondo argomento in discussione, e si è ripresentata con grande attualità quella che è la tematica portata avanti dal nostro ministro Valditara, ossia nella scuola non si può portare avanti e non si può fare esclusivamente formazione come erudimento, ma formazione anche e soprattutto come disciplina, come rispetto delle regole, come rispetto delle relazioni, dei rapporti sì tra gli studenti, ma anche tra gli studenti e gli stessi insegnanti. Sappiamo tutti cosa è avvenuto purtroppo a Parma in occasione di quello che è stato un rimprovero legittimo portato avanti da un docente nei confronti di alcuni studenti, parte di questi erano studenti che possiamo definire italiani di seconda generazione, ma indipendentemente poi da quella che può essere la matrice prima, la seconda o terza generazione, erano studenti e non avevano nessun diritto e anzi avevano il dovere, al contrario, di non prendere di mira il proprio insegnante solo per averli rimproverati mentre lanciavano bottiglie all'interno di un parco, tra l'altro era il parco intitolato anche a Falcone Borsellino in quel di Parma. E che cosa è avvenuto? C'è stata questa reazione folle da parte di questi ragazzi che purtroppo però è stata condivisa da buona parte della sinistra che ha fatto una levata di scudi non a favore dell'insegnante, ma a favore ancora una volta della necessità di evitare quella che è stata definita da Schlein anche la logica della repressione. No, non c'è la logica della repressione, c'è la logica della sanzione rispetto ad un comportamento assolutamente irriguardoso, irrispettoso, contrario ai precetti del buon vivere civile del nostro ordinamento e soprattutto rispetto a quella che è stata l'assenza assoluta di responsabilità e di maturità da parte di questi ragazzi che se oggi hanno portato avanti una reazione scomposta ed illegale, diamo alle cose il giusto sostantivo, il giusto aggettivo, ebbene, se hanno portato avanti una reazione di tal fatta nei confronti del proprio insegnante, in futuro possono portare avanti una reazione scomposta nei confronti del proprio partner, del proprio coniuge o soprattutto nei confronti dello Stato. La cellula iniziale all'interno della quale si confronta il cittadino, soprattutto quando da scolaro diviene poi studente, da adolescente diviene ragazzo e comincia pian piano a maturare, quella cellula è la scuola, oltre alla famiglia. E se la famiglia per problematiche di varia natura, anche relative al tempo, non è in grado di sostenere H24 quella che è la crescita non solo culturale ma formativa dei propri ragazzi e questi ragazzi all'interno della scuola portano avanti attività che non hanno nulla a che fare con il buon vivere civile, perché l'insegnante non dovrebbe poter intervenire dando non consigli, ma dando dei precetti che devono essere osservati all'interno di questa cellula particolare, fondamentale della società civile che è rappresentata dalla scuola. Ecco perché l'impostazione della sinistra è un'impostazione che ancora oggi volge nella direzione della deresponsabilizzazione. E quindi quando la Schlein parla di epoca della repressione all'interno delle scuole, non sa di che cosa parla, ma soprattutto non sa e non conosce quello che è lo stato che spesso viene vissuto di disagio
in termini di applicazione delle regole, di rispetto delle regole, in alcune scuole della nostra meravigliosa penisola. Ecco, parlare di situazioni in astratto, parlare di contrapposizione tra massimi sistemi, quello dell'educazione, confuso per repressione, e quello della deresponsabilizzazione dall'altra, significa non fare un buon servizio al nostro paese, soprattutto significa evitare che i nostri giovani possano acquisire quella che è la compos sui, quella che i latini definivano la necessità della consapevolezza, la responsabilità delle proprie azioni e soprattutto la responsabilità di essere parte di un sistema ove non si deve agire correttamente solo per se stessi, ma anche per essere strumento e parte di un interesse pubblico, un interesse comune che è superiore rispetto alle nostre azioni. Ecco, se la sinistra dovesse continuare in questa opera a ribasso sotto il profilo formativo verso i nostri giovani, verso i nostri studenti, rischierebbe ancora una volta di cancellare l'opportunità che questi giovani, che questi ragazzi hanno per divenire classe dirigente matura, consapevole e capace per i prossimi anni. Quindi tra il centrodestra, tra Giuseppe Valditara, tra l'impostazione del nostro ministro della pubblica istruzione e Schlein e compagni, grazie a Dio, viva Dio, ancora la distanza è siderale, ed è questo il motivo per il quale auspichiamo che poi, quando ci sarà il voto, quando da qui all'anno prossimo tornerà la parola ai cittadini e agli elettori, sappiano che cosa debbano fare, soprattutto per far crescere la società civile attraverso la crescita matura e consapevole dei propri figlioli e dei propri giovani. Buona settimana a tutti.